Buonasera dal Palazzo Maschini di Seregno. La Serie A2 è arrivata alla sua ultima giornata del girone d'andata, quindi si gira per l'ultima di questo per ora ottimo girone di andata del Seregno, che affronterà il CNC Roller Recoaro, CNC Service Recoaro. Andiamo a vedere le formazioni delle due squadre, il Recoaro, e andremo a vedere anche parleremo anche delle assenze nel Recoaro, che sono pesantissime, con il numero 1 Simone Zordan, con il 3 Masiero, con il 4 Bicego, con il 5 Benetti, con l'11 Zambon, con il 18 Cecchetto, con il 21 il capitano Alberto Peripolli, con il 54 Nicoletti, con il 55 Antoniazzi e con il 26 Marco Zanfi. L'allenatore è Fabio Masiero. Il Seregno nella formazione tipo, che avrà Leonardo Reggio tra i pali e come suo supplente Uboldi. Poi con il numero 2 Velasquez, con il numero 3 Fiazza, con il 7 Tessarolo, con il 9 Lazzari, con il 30 Vaghi, con il 33 Tremolada, con il 14 Colombo, con il 36 Febbo e poi Lorenzo Uboldi, ovviamente secondo portiere, che ha il 18 come dorsale. Allenatore è Luca Giaroni. L'arbitro è Matteo Righetti di Sarzana, l'ausiliario è Gabriele Marini da Lodi. Vediamo già i quintetti nel Recoaro. Ha preso posto tra i pali il 26, quindi Marco Zanfi. Poi c'è Peripolli con il 3 Masiero, con l'11 Pippo Zambon e poi ora vi dico l'ultimo con il 55 Antoniazzi. Nel Seregno ovviamente Reggio tra i pali. Reggio sta giocando una grande stagione. Lazzari, Tremolada, Fiazza e Santi Velasquez, che non parte come solito dalla panchina, ma questa volta nello starting five. Qua Lazzari a recuperare subito una bella pallina. Velasquez si accentra, c'è una deviazione da parte di Alberto Peripolli e poi Santiago Velasquez. Seregno che è partito subito all'arrembaggio. Seregno, ricordiamo, in questo girone di andata finora una sola sconfitta in 8 partite, mentre al contrario per il Roller Recoaro una sola vittoria, e questo è veramente un dato strano per una squadra che ha avuto diverse vicissitudini di infortuni, e questa sera manca comunque di Davide Piroli, che nella 2 non dico che possa giocare bendato, ma poco ci manca per la sua capacità di lettura, di tecnica, di esperienza. Insomma, ha veramente qualche centinaia di partita nelle gambe di Serie 1 e Coppa Europea. Davide Piroli. E così per Alberto Greco, che è uno. Intanto bene qua l'azione del Recoaro con Peripolli che va da Zambon. Per Alberto Greco, a cui mando un saluto, un infortunio al volto con tanti punti di sutura, davvero sfortunato Greco, quindi speriamo tutti, insomma, possa tornare presto. Lui che insomma è stato uno dei migliori giovani del panorama hockeyistico nel recente passato. Lo ricordiamo anche a alto livello, lui classe 98 all'Amatori Lodi. Dunque 2 pedine importanti nello scacco. Attenzione, intanto la lettura di Santi Velasquez, dall'altra parte Marco Zanfi con una grandissima parata con la spallina. Se abbiamo un replay, grazie Matteo, guardate la lettura, sale, capisce tutto. Santiago Velasquez, campo aperto e Zanfi a dire no. Occasione gol colossale per il Seregno, la più nitida in questi primi 2 minuti di gioco. Non a caso l'argentino Velasquez, per lui già 10 gol in questa stagione e tutti fondamentali. Un apporto davvero in crescendo quello del figlio del Monu. Occhio, attenzione per i Polli, fa protezione, entra Reggio, salva. Occasione enorme di là, se l'è costruita tutta con la classe di Alberto Peripolli. Ad agosto scriverà la casellina 40 primaviere, ma il talento lo avete visto in questa accelerazione. Ha fatto
con il corpo, 3/4 del lavoro, ha tenuto via la difesa del Seregno, si è presentato davanti a Leonardo Reggio che con un grande intervento è riuscito a chiudere. Ora Santiago Velasquez va di là, carica, c'è la stecca di Antoniazzi, Giole Lazzari in anticipo su per i Polli e poi Tremolada per Capitan Fiazza, ancora Mauro Fiazza, laterale di destra, si accentra, c'è lo spazio, tira Zanfi sul guanto, poi Pippo Zambon va a rifinire qua Fiazza che ruba, scippa palla a Zambon, attenzione Lazzari c'è Fiazza che passaggio è sbagliato di una mezza spanna e Fiazza non arriva al tempo per concludere sulla pallina, ma Seregno che è ancora di là. Santiago Velasquez da lontano carica, c'è una deviazione con un pattino, si gira di spalle Mattia Antoniazzi e quindi può ripartire il Recoaro, ricordiamo neopromossa in Serie A2, la porta è spostata, chiude col gambale, lottano, ma Righetti dice che va tutto bene, Velasquez è 1 contro 3, aspetta Tremolada e con calma va a giocare con Gioele Lazzari, ancora Santi Velasquez per Mauro Fiazza. Centrale va da Tremolada, Lazzari che si accentra, Lazzari evita il ritorno di Zambon, poi rovescio troppo spostato, lui che ha un ottimo tiro di rovescio, qua ancora già l'argentino Velasquez a recuperare sfera con Mauro Fiazza a destra, attenzione Fiazza, prova l'incrocio, chiude col casco Marco Zanfi, Tremolada a lottare, il fallo di squadra è in favore del Seregno, atterrato Marco Tremolada dietro, Tremolada dice che fischio io, Righetti, arbitro sarzanese, una seconda stagionale in cui fischia il Seregno. Ora Fiazza da lontano carica e centra in pieno per i Polli che poi riparte, si salva il Seregno. Avete visto per i Polli ci ha messo un attimo a chiudere qua Tremolada centrale, ancora Tremolada sul rovescio, dietro porta si propone Lazzari, lavora per smarcarsi Gioele Lazzari che è davvero il gas, partenza con grande energia per il ragazzo che la settimana scorsa ha contribuito a mantenere l'imbattibilità esterna di questo Seregno imbattuto fuori casa, squadra che è riuscita a pareggiare a Trissino, a vincere a Correggio e Montebello, pareggiare anche in casa del Roller Bassano. 4 trasferte in questo girone d'andata con 2 vittorie e 2 pareggi, l'unico KO in tutto il campionato ad opera del Tiene, ed è qualcosa di strano perché prima del 29 di novembre, ovvero l'inizio di questa Serie A2, il Seregno in Coppa Italia aveva ottenuto un pari e 7 sconfitte. Lavoro, predica Luca Giaroli, comunque sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti dei ragazzi in casacca bianco-verde. Ora Fiazza sale su Zambon, conclusione e la deviazione, arriva Antoniazzi anticipato, il Zambon ancora che va a giocare Pippo Zambon, insomma lui giovanili del Valdagno, poi arrivò anche a Monza una attenzione questa pallina in mezzo, occasione colossale per Zambon centrale, vediamo un replay velocissimo, guardate come lavora molto bene con questa pallina, fa in mezzo, Zambon dimenticato tra Lazzari e Velasquez, un misunderstanding fra i due difensori seregnesi. Zambon da ottima posizione, forse sorpreso anche da tanta libertà, il rovescio è centrale, abbastanza morbido, Reggio si tuffa e copre la zona di porta bassa. Qui quasi quasi bistecca, l'avete visto, Maurizio Molteni al volo con questa pallina. Altra palla a 2, Lazzari, Antoniazzi, la vince Antoniazzi, libera Fiazza, ma attenzione Zambon su assist di Peripolli, ancora dimenticato, l'11 del Recoaro che porta in vantaggio i vicentini, un paio di ottime occasioni, Seregno che ha sbagliato tanto in difesa, guardate Fiazza va su di lì, Lazzari va sulla pallina, Lazzari non ruota sul secondo palo, resta Pippo Zambon che può infilare dopo 5,50. Il vantaggio del Recoaro
Dunque 0-1 sul tabellone. Piazza la metà campo, Zanfi, Lazzari, Zanfi! La palla è lì! E vediamo Righetti cosa dice, è a 2. Miracolo di Zanfi. Ora Tremolada col pattino Zambon e la recupera Masiero. Per Pippo Zambon, centrale, finta. Ora Zambon che si accentra. Poi Antoniazzi a vuoto su una pallina che però poteva essere ben colpita. Ancora per i polli. Poi con Masiero e Zambon. Ancora Zambon. Veronica molto elegante. Va a chiudere Lazzari. Ancora Lazzari che però va dal lato sbagliato perché da quello c'è Zambon. I due a lottare, non c'è palla 2. Zambon, vedete, molto bravo, grande tecnica per Pippo Zambon. Ha girata la palla alta. Ancora un'occasione per il Recoaro. E c'è il fallo di Lazzari con un blocco portato troppo veemente. Non è fermo sui pattini e quindi si riparte con un time out chiamato da Luca Giaroni. Quindi si riparte con il Recoaro. Trova Antoniazzi da questa parte, ancora il triangolo, la palla che resta tra le gambe di Reggio e non entra, con la stessa identica situazione precedente. Guardate il triangolo sul secondo palo, Zambon nessuno lo segue, arriva Febo in emergenza. È vicinissimo allo 0-2 il Recoaro. Difesa del Seregno che balla più del solito, eppure insomma non ha il Recoaro delle trame così veloci, però sono tremendamente efficaci e con il timing perfetto. Adesso qua Lazzari, Zanfi chiude, troppo schiacciato per andare a concludere. Ora per i polli, arriva Fiazza su per i polli, Febo e Fiazza in punta, Lazzari e Velasquez. Adesso dietro Velasquez su Mattia Antoniazzi, adesso Masiero, Zamboni, sempre Antoniazzi e Lazzari a fare sportellate, la stoppa con la stecca Lazzari, Velasquez e poi riparte ancora Velasquez in gancio contro gancio, la mette in mezzo e poi Febo, ma Zanfi riesce a deviare, palla 2 ma la palla era libera perché con la spallina destra Marco Zanfi era riuscito in extremis a respingere, palla 2 chiamata troppo frettolosamente dall'arbitro Righetti. Ora Velasquez riparte questa conclusione su due pattini, rebound e Fiazza ancora in possesso. Lazzari, Fiazza, sono passati 9 minuti, ancora Fiazza centralmente, Febbo che si accentra, non c'è troppa lentezza nella manovra del Seregno. Sale adesso a fare da pendolo Lazzari, ma trova per i polli che sbaglia la misura del passaggio per Pippo Zambon e dunque Febbo adesso può ripartire in contropiede. Febbo da destra carica Zanfi, da lì difficile, molto difficile fare gol a un portiere completo come Marco Zanfi. Ancora Velasquez trova la strada chiusa proprio da Masiero e si riparte da Gioele Lazzari, ancora per Velasquez. 9 minuti passati, 1-0, decide il gol di Pippo Zambon che con mestiere va a tagliare fuori Lazzari, a recuperare, va proprio da Capitan per i polli in mezzo al campo. Adesso
Cecchetto che tocca la sua prima pallina, la perde e la recupera Velasquez. Febo per Santi Velasquez, ancora Febo, ruotare da fuori, ruota l'attacco del Seregno, questa pallina messa in mezzo da Lazzari e poi c'è la respinta della difesa, va a recuperare proprio Joel Lazzari, sale Cecchetto, ora Febo, finta, sbilancia Cecchetto e poi incoccia in Zanfi facendo azzerare il 45. Qua buca l'intervento Febo e anche Zanfi, la palla scivola fuori, ma occhio perché è già di là, attenzione sul secondo palo, lo fa molto bene andare a cercare il secondo palo ma preferisce tirare Masiero, aveva troppo poco spazio per caricare e andare in porta. Ora Santiago Velasquez ancora in campo aperto per Giole Lazzari, prova a entrare sempre da dietro con delle punte di velocità e le accelerazioni il Seregno, c'è Fiazza in mezzo all'area, ci sono Febo e Velasquez, ora esce Lazzari, va sul secondo, non va sul secondo palo Febo, quindi si sistema la difesa del Recoaro. Seregno che insiste troppo abusando del tiro da fuori, che ovviamente, a parte non essere centrati verso la porta di Zanfi, ma Zanfi è comunque un solidissimo portiere per la categoria. Fiazza recupera una pallina, possesso già il secondo, possesso un po' leggero del Recoaro e Seregno che recupera. Qua la conclusione di Fiazza da sotterra velenosa, sempre dalla distanza per i Poli e Tessarolo. È entrato adesso Tessarolo, entrerà anche tra poco anche Vaghi, rotazione della panchina con i suoi 7 uomini esterni, diciamo quelli così usuali, tranne Colombo che è un 2011, ovviamente il ragazzo è ancora molto giovane anche se ha tanta qualità, ha già giocato in Coppa Italia Leonardo Colombo, però insomma è veramente molto piccolo ancora per ruotare. Seregno, sapete, aveva così addocchiato il mercato nel corso dell'inverno, ma insomma i risultati parlano da sé, insomma, per questo quarto posto e una sola sconfitta fino a questo momento. Poi per mano del Tiene, attenzione alla Velasquez, bravo ad accentrarsi, ancora un tiro fuori dalla porta e poi recupera e libera di prima, poi per i Polli che può andare, per i Polli sul secondo palo, si salva col pachino Tessarolo, ancora per i Polli per Zambon, qui Febo, bene lanciato Fiazza e la gran parata di Zanfi, ancora la conclusione di Tessarolo e dunque Seregno che ha rischiato di prendere lo 0-2 ma che è andato vicino anche all'1-1. Qua Santiago Velasquez si accentra, Velasquez in mezzo a 3, mette molto bene la stecca Mirko Masiero, mentre Zabon chiede cambio a Fabio Masiero, a Fiazza, poi Zanfi se la fa scappare, la palla resta lì, attenzione a Febo che al rovescio, ancora Zanfi però arriva sulla stecca di Zambon, arriva Lazzari a spazzare, tipo Zambon aveva chiesto il cambio qualche istante fa e direi che infatti uscirà Zambon per la bombola d'ossigeno e ha giocato molto bene questo primo quarto di partita che per ora è in ghiaccio. 1-0 decide proprio il gol di Pippo Zambon che esce, lasciare spazio a un compagno, adesso vi diremo chi. Un quarto di partita dunque è andato, mentre entra Yuri Nicoletti. E ripeto,
il gol di Zambon su assist di Alberto Peripolli. È entrato anche Davide Benetti, quindi è uscito. Attenzione, tanto adesso ha Cecchetto, poi Benetti, proprio lui. Benetti per Peripolli, la metà campo, conclusione, Febbo mette il pattino e va a deviare. Nicoletti, Cecchetto e Benetti, i tre insieme a Peripolli, che giustamente a 40 anni tiene ancora ottimamente. Gran fisico per Alberto Peripolli. Ora Tessarolo e Febbo. Io ricordo inizio carriera Peripolli con la maglia del Breganze, poi grandi stagioni anche con il Bassano, dove davvero si presentava come un grande prospetto dell'hockey in un momento molto qualitativo. Basti pensare che insomma c'erano squadre come il Valdagno che giocavano con Nicolia e Pedro Gili insieme quegli anni, giusto per dire la qualità di un roster per qualsiasi. Attenzione intanto a proprio Benetti che fa correre Cecchetto, Vaghi su di lui, poi Tessarolo rimane agganciato a Cecchetto. E fallo di squadra che è il quarto per i padroni di casa, 2 per gli ospiti. Ora Nicoletti fa protezione, poi riesce a fare anche gestione di pallina. Adesso Fiazza invece la recupera in mezzo a 3. Intervenire quasi Zanfi. Attenzione perché il Seregno si è alzato. Peripolli non ha un'area di passaggio perché sono tutti molto altri. Resta Vaghi invece su Benetti e qui Cecchetto cerca di liberare Peripolli con un blocco, poi anche Nicoletti, un paio di cambi difensivi, Fiazza col parastinco a deviare una pallina su Yuri Nicoletti. Scalano i 45 secondi per la prima volta nel match. Dunque Fiazza che vuole andare via sulla laterale di destra, va da Tessarolo, non trova un compagno, può ripartire Alberto Peripolli che si fa 20 metri di pista, però andare a schiantarsi contro Vaghi. Occhio ancora a Tessarolo che poi alla fine li ganci, lui va avanti ma la palla resta lì. Benetti può far ripartire Nicoletti, occhio perché è un 3 contro 2. Benetti anziché guardare sul secondo palo si fa ingolosire dal tiro, ma da lì Reggio è troppo sicuro. Vaghi fermato da Peripolli, ha mosso la stecca un attimo intanto qua, bravo Yuri Nicoletti a fare protezione di sfera e andare a tirare accompagnato. Qua ancora Nicoletti per Peripolli, gancio contro gancio, poi Febbo bravo a lottare con Peripolli e poi invece è sempre il 21 a avere la pallina sulla stecca con Vaghi che va a recuperare la sfera e può ripartire. Entra Lazzari, quindi Vaghi, Lazzari, Tessarolo e Febbo. Questo è il quartetto davanti a Leonardo Reggio per questi ultimi 9 minuti e mezzo. Ancora Vaghi per Febbo, Lazzari centrale, accelera e tira. Zanfi con una visuale pulita che può consentire al Seregno di riazzerare i 45 secondi e andare a recuperare la pallina dall'altra parte della pista. Seregno, come ho detto, sta un po' abusando. Attenzione, intanto Febbo prova ad andarsene, ancora Febbo. Benetti interviene, cioè contiene Febbo e poi Tessarolo. Di lui Peripolli. Tessarolo va da Vaghi. Ora Vaghi con il solito tiro da lontano. Il problema del Seregno è che davvero prova troppe conclusioni da fuori senza l'uomo davanti al portiere. Quindi Zanfi ha una visione facile del tiro e pulita. Qui bravo Febbo con Lazzari. Febbo scarica molto bene per Lazzari. Zanfi fa una grande parata su Lazzari. Molto bravo qui Marco Zanfi su Lazzari a chiudere il primo palo. Seregno che adesso un pochino ha alzato i giri del motore,
anche se l'occasione più grossa, un paio importanti su azione manovrata, la più grossa è arrivata con quel testa a testa iniziale di Santi Velasquez. E insomma in campo aperto di solito è uno abbastanza... Qui attenzione Lazzari, la porta è vuota e non riesce a segnare perché Zanfi era uscito a vuoto. Primo errore di Marco Zanfi, la palla era rimasta lì e Lazzari non è riuscito ad arrivare sulla sfera. Qua Marco Tremolada per Vaghi. Tremolada a fare sportellata in mezzo all'area, Cecchetto respinge la sfera, poi non si accorge di averla lì. Marco Tremolada fa molto bene il gancio, va via a Cecchetto e Nicoletti, però un gancio in più e Nicoletti rientra sull'avversario, quindi fallo di squadra, il quinto poi di Marco Tremolada. Partita davvero piena di insidie per il Seregno, ma non è che ci si potesse aspettare diversamente da questo. In un girone A della Serie A2 è sempre molto combattuto. Domani Valdagno Montecchio alle 6, Sandrigo tiene, direi, un altro derby, e Correggio Trissino, anche se tranne quelli col Seregno e col Correggio, insomma 3 derby ci sono sempre, a volte 4 quando Seregno e Correggio giocano una contro l'altra in un girone, quello A, composto da 10 squadre di cui 8 della provincia di Vicenza. Per i Polli apre per Nicoletti che fa scivolare la sfera, poi Lazzari che recupera e va da Marco Tremolada. Sempre 0-1 decide il gol di Pippo Zambon. Tremolada ancora con uno slalom, poi quando è la volta di virare verso destra, qui fa bene per Vaghi, ma poi Vaghi non arriva e si fa anticipare, evita il contropiede il Seregno che sarebbe stato in campo aperto. Adesso Cecchetto per i Poli e Nicoletti. Ora per i Polli in pista dal primo minuto, prova la conclusione, ma quasi più per stanchezza, verso che stavano scadendo i 45 secondi. Reggio è qualche minuto che non compie un intervento significativo, ne ha compiuti un paio nel primo tempo, ma poi si è andata un po' scemando, si è un po' fermata dall'uscita di Zambon il roller Recoaro, che senza, ricordiamo, due ottimi elementi come Piroli e Greco. Adesso Tremolada, ora Marco Tremolada dietro porta per Giovanni Lazzari. Vaghi lavora in mezzo alla pista, Lazzari prova a fare da solo, esce sulla respinta di Zanfi con la stecca, la pallina sulla stecca Lazzari. Marco Tremolada da lontano, ancora Tremolado, ottimo l'assist di Tremolada, ma Lazzari si fa anticipare per i Poli. Veronica ancora per i Poli, 3 del Seregno a rientrare. La Veronica di Peripoli l'ha riportato nel mezzo dove c'erano altri 2 difensori che hanno deciso la scelta di convergere su di lui. Qui erroraccio di Marco Tremolada, la conclusione di Benetti, poi Seregno molto impreciso questa sera, e poi Nicoletti con Lazzari che torna a 5 dalla fine in possesso di sfera. I Vaghi prova l'alza e schiaccia, per i Poli lo anticipa, Vaghi però recupera la sfera, se ne va da Tessarolo in area, Nicoletti col fisico e Cecchetto, testa a testa, Cecchetto fa sedere Leonardo Reggio e dal nulla il roller Recoaro trova il 2-0. Erano almeno una decina di minuti
che non riusciva, non tirava praticamente in porta, e invece Cecchetto ha trovato il corridoio giusto, scoperta la difesa del Seregno. Vaghi non sprinta a tornare male, qua rientro di Vaghi, e quindi trova lo 0-2 il Roller Requaro. E time out chiesto dal Roller Requaro. Più di 4:30 alla fine, 2-0 per il Roller Requaro. Zambon e Cecchetto. Qui Fiazza e poi Zanfi, dal gol subito come prima trova subito la conclusione quasi istantanea. Il Seregno, questa palla resta lì e può andare per i polli in contropiede, ancora per i polli, ancora per Cecchetto che non trova la porta e con 2 passaggi va di là al Requaro. Difesa stasera del Seregno molto da registrare su tante cose. La palla che, a Palombella, che Zanfi non vede neanche partire, gli termina sull'avambraccio destro. E dunque palla a 2, pericolo così su una Palombella davvero senza pretese. La Zanfi non l'aveva vista partire, la palla gli è caduta sulla gomitiera 2 centimetri più a destra e sarebbe entrata in porta. Ora Velasquez, ancora Velasquez, deviazione di Peripolli che sa dove mettere la stecca sul tentativo di conclusione dell'argentino. Velasquez per Gioele Lazzari. Ancora Fiazza, ancora da fuori, tenta il tiro da fuori e gli uomini, 2 uomini davanti alla porta di Zanfi. È un schema che ormai utilizza con reiterazione la formazione di casa. Piazza va dentro con questa pallina e poi Marco Tremolada non riesce a concludere. Oddio, conclude e non trova la porta. Adesso Velasquez fa sedere Zanfi ma la mette fuori, ancora Velasquez e non trova la porta. Adesso Seregno che inizia anche a innervosirsi. Attenzione qui, questa pallina per Antoniazzi vicino al 3-0 e poi Velasquez che riesce a mettere fuori per Lazzari da lontano la deviazione. Adesso Seregno sta cercando di mettere tanta pressione davanti alla porta di Zanfi, ma Pippo Zambon va a recuperare questo rebound. 2,5 alla fine. C'è la Zambon. Adesso Masiero per Zambon.
Ancora Zambon, la conclusione che è larga. È arrivato ancora un'altra volta nei pressi dei 45 secondi. La formazione di Fabio Masiero. Il Piazza mette la stecca qua. Masiero evita l'intervento di Zanfi. Velasquez che alza ma non riesce a concludere, poi va a recuperare dal suo errore. Zanfi prova a mettere un po' di energia, 1,5 alla fine. Ancora Lazzari da fuori, la deviazione e poi Zanfi 2 volte con Tremolada che non riesce a infilare la ribattuta. C'è da dire che davvero nell'ultimo quarto d'ora di secondo tempo si è giocato a una porta, perché Reggio ha preso il gol dello 0-2, ma davvero una parata non la fa da più o meno il 12°. Parata, una parata seria, ecco, non l'ordinaria amministrazione. Di là anche Zanfi, comunque ciò che arriva, poi Zanfi insomma un portiere si vede già bravo di suo questa sera, on fire in particolar modo, anche perché insomma è davvero tenuto attenzione a questa pallina di Lazzari, che invece Velasquez devia al contrario. Per i Polli va a girare dietro porta. Sembra quasi la fine della partita e non la fine del primo tempo, cioè con gli ospiti avanti 2-0 e Seregno che prova a tirare in tutti i modi. Qui non viene dato il fallo per i Polli e poi Lazzari che va dall'altra parte, non c'è una linea di passaggio. 38 secondi alla fine, non deve avere fretta il Seregno perché davvero manca tantissimo, e invece Tremolada tira senza alcuna logica in questo tipo di situazione. Per i Polli che rischia, che Fiazza gliela tocca, la palla finisce all'interno della rete, nella parte posteriore della gabbia di Zanfi. 25 secondi e qualche centesimo alla fine. Bravissimo qua per i Polli sulla palla 2, poi si fa 40 metri di campo, arriva di là, Righetti certe cose non le fischia e a porta vuota si trova Antoniazzi. Incredibile davvero il Recoaro, 2 discese da 40 metri senza un passaggio, la palla davanti alla gabbia è clamoroso, 0-3, davvero una percentuale altissima per il Recoaro. Per i Polli da una palla a 2 si fa 40 metri, la palla arriva lì, Antoniazzi infila lo 0-3. Due tiri in porta nell'ultimo quarto d'ora e 2 gol del Recoaro. E uno 0-3 probabilmente anche il Recoaro stesso lo crede ai propri occhi, perché insomma la mole di pressione nell'area vicentina è stata elevata da parte del Seregno dall'1-0 in poi. Ma questo è un gioco a cui si vince facendo gol e non facendo possesso. Ora Fiazza prova a mettere in mezzo una pallina, c'è Zambò che tiene molto bene Velasquez e per i Polli che va dall'altra parte per la chiusura di questo primo tempo, dove a sorpresa 3-0 per il Roller Recoaro, Zambon, Cecchetto e Antoniazzi. Noi ci sentiamo fra 10 minuti circa.
Bentornati al passo maschili di Seregno, è il secondo tempo di Seregno Rolle Recoaro 0-3 nella prima frazione, risultato davvero a sorpresa con un Recoaro che ha davvero capitalizzato il massimo possibile, ha trovato il gol con la combinazione per i polli. Ovviamente per distacco il migliore dei suoi insieme a Marco Zanfi, ha trovato il gol per i polli e poi l'assist per Zambon con il gol di Zambon e poi due ripartenze di Cecchetto e Antoniazzi. Siamo 0-3, Seregno ha avuto un paio di ottime occasioni, ha tirato tantissimo abusando del tiro da fuori e ora ci si aspetta un secondo tempo all'arrembaggio, anche se ha fatto vedere Recoaro come il contropiede sia un'arma che sappia usare davvero molto bene. Qui Velasquez agganciato da Zambon e quindi è penalty dopo 35 secondi, va via a Pippo Zambon. Non protesta nessuno del Roller Recoaro, il rigore è talmente solare e quindi andrà Mauro Fiazza dai 5,40 contro Marco Zanfi per cercare di riaprire questa contesa. E dunque va Fiazza, fischia Righetti, arriva il gol del Seregno a cui serviva un gol in fretta per riaprire la partita. Ci pensa Zambon con questa leggerezza, lasciando la stecca agganciata al pattino di Velasquez e la trasformazione chirurgica di Mauro Fiazza. Questo è il gol numero 4, solo il quarto in campionato, un po' meno rispetto alle altre stagioni, ma il lavoro di Fiazza è eloquente. Qua Febo a recuperare già un'altra pallina, adesso Seregno rinvigorito anche mentalmente dal gol immediato del 3-1 che proverà l'assalto. Ho idea che nel fine primo tempo Luca Giaroni abbia fatto tremare i muri dello spogliatoio per riprendere una squadra che davvero sembrava smarrita. Ora Velasquez va da Lazzari, c'è anche un po' più di velocità. Lazzari, Velasquez giocano a due, il rovescio di Velasquez comunque è un'occasione molto ben costruita, la respinta di Marco Zanfi col guantone sinistro e c'è la ripartenza adesso del Seregno. Scende Fiazza, si aggancia Mattia Antoniazzi Zambon per i polli e Masiero, i 4 davanti a Marco Zanfi per il Roller Recoaro. Avevo ancora dato i quintetti. Qui Lazzari, il diagonale di Lazzari sulla respinta, arriva Velasquez che però trova un tiro che gli salta sulla stecca. Adesso il Seregno che attacca ancora con Santi. Velasquez gira dietro porta, Velasquez non ha spazio per tirare, va da Lazzari sì, la stecca di Zanfi messa un po' in diagonale, la palla deviata e recupera Alberto Peripolli che va con un passaggio di 18 metri perfetto sulla stecca di Mattia Antoniazzi, ma il Seregno ancora recupera 2 minuti e mezzo e neanche, attenzione intanto a Fiazza, velocità, Fiazza, 2 stecche sulla sua. Dice niente Righetti che era lì a 2 passi, ora Zambon e qui penso che abbia preso un colpo Velasquez al volto da Pippo Zambon che dice parla con l'arbitro, però giustamente ha preso il colpo al volto. Dicevo 2 minuti e mezzo di possesso totale del Seregno, il Roller Recoaro non è riuscito a fare davvero 3 passaggi. Adesso vediamo, io credo che è proprio fallo in attacco fischiato, sì. Io pensavo che non fosse fallo, cioè il contatto fosse di gioco, invece è dato un fallo al Seregno che può ripartire con Velasquez. C'è Antoniazzi che è entrato per Zambon, qua Zanfi che si deve allungare, ora Lazzari e Peripolli che scippa la pallina alla stecca di Lazzari, poi va in raddoppio insieme a Febo e poi Lazzari riesce e sradica questa pallina a Peripolli, credo sia la prima persa dal capitano del Recoaro. Poi Zanfi si deve allungare di piatto sinistro elegante, l'incrocio mirato da Velasquez, palla largo di poco, piattone sinistro di pattino elegante di Mauro Fiazza. Eccolo lì, scusate, interno destro ed un piatto sinistro per il compagno.
ciò che una volta fino a 3 stagioni fa era severamente vietato, ovvero l'uso del pattino, adesso è consuetudine, anzi un gesto da allenare. Attenzione a Cecchetto che alla punta di velocità va per Yuri Nicoletti che si era voltato di spalle, forse provare a portare un blocco, ha davvero delle punte di velocità interessanti il numero 18 Edoardo Cecchetto. Ora Lazzari c'è Fiazza in mezzo, non riesce a servirlo, ha una mano Lazzari, chiude Zanfi e poi Gioele Lazzari, altra energia per il Seregno in questo secondo tempo. Ora alleggerimento di Febo per i Polli che dà questa pallina col contagiri per Masiero e poi Velasquez che va di là, trova molto bene Cecchetto che adesso alza la testa, riparte, Lazzari lo contrasta, gli fa perdere un tempo di gioco, poi ancora Cecchetto che è leggerissimo, peserà veramente 40 kg vestito, ma è una scheggia Cecchetto, lui è l'autore del gol del 3-0 momentaneo. Qui bravo a intervenire Masiero, però attenzione, la palla quasi recuperata, arriva dal lato giusto Febo che anticipa per i Polli, però è per i Polli d'esperienza con la punta della stecca a lanciare proprio Cecchetto, ancora Cecchetto che è un fattore nelle ripartenze del roller. Occhio qua Lazzari, poi arriva a toccare ancora per i Polli, adesso roller è chiaro che fatica proprio ad arrivare dalle parti di Reggio per l'intensità difensiva del Seregno. Nicoletti può andare da fuori, il tiro è sbagliato, con la stecca Reggio va a accomodare la sfera sulla stecca di Mauro Fiazza che parte a tutta velocità. Fiazza, c'è Cecchetto su di lui, mancano 20 e 20 alla fine, siamo 3-1, Seregno che si è trovato a dover rimontare un passivo di 3 reti incassate nel finale del primo tempo, la terza da una palla a 2 addirittura a 16 secondi dalla fine. Ora Gioele Lazzari, lato di destra, glielo concede per i Polli, poi la deviazione, Zanfi si salva, non so se l'abbia toccata lui o se Febo con la stecca l'ha alzata e quindi qua in anticipo Velasquez su Nicoletti, Nicoletti schiaccia Velasquez in balaustra, Righetti comanda un fallo, non c'è malizia, è un gesto di Nicoletti che è arrivato un filo in ritardo. Velasquez è molto più mobile e reattivo rispetto a Nicoletti, ovviamente il fallo che è il quinto contro il Recoaro 6 già nella casellina sul tabellone del Seregno. Fiazza mette una pallina in mezzo morbida, però Velasquez non c'è, occhio perché c'è un contropiede con Masiero, Reggio chiude e poi può ripartire il Seregno, dall'altra parte c'è Fiazza, non c'è la linea di passaggio per Lazzari, Fiazza per Lazzari, arriva al 3-2 quando manca 19:34, roller Recoaro che ha sostanzialmente smesso di giocare per puntare la porta, arriva ai 45. Fa molta fatica adesso la squadra di Peripolli, mentre c'è il 3-2 e il time out di Luca Zeroni. Si riparte dunque sul 3-2, grande assist di Fiazza. Vedete, Lazzari sembra aver perso il tempo, invece se la allunga un attimo. Lazzari arriva in anticipo su Zanfi, manca 19:34, Seregno ha fatto 2 gol in 5 minuti, adesso ha messo in partita anche il pubblico del Palazzo Maschini, come sempre non tanto, ma adesso rumoroso. Peripolli ha una mano, va da Pippo Zambon che è rientrato in pista, ancora Zambon, centrale Zambon, si carica la conclusione, la deviazione di Febo mi pare, palla a lato, Fiazza che attacca, adesso non deve avere la frenesia il Seregno perché insomma alla fine ha trovato il rigore con un'azione manovrata e idem per il gol del 3-2, ancora Velasquez e qui Zanfi deve fare e dare, sfoggia tutta la sua classe per i Polli che lancia un 3 contro 2, Zambon, Nicoletti su secondo palo,
però rientra come un fulmine Velasquez, cose che non si sono viste nei primi tempi, rientri difensivi di Velasquez e dei ragazzi di Giaroni, che davvero, come vi dicevo, deve aver fatto tremare i muri durante l'intervallo. Ora Lazzari, laterale di destra, sempre per Santiago Velasquez, porta blocco Fiassa, poi c'è un blocco, una deviazione, tira e va a prendere il rebound, no, perché c'è Peripolli, va Alberto Peripolli di là, carica finta, vede sul secondo palo c'era libero Cecchetto, bravo Nicoletti a servire ancora Peripolli, chiuso molto bene da lui Gioele Lazzari. Qui c'è a esserci anche un po' di stanchezza per Peripolli, che ha giocato praticamente tutti finora i 32 minuti di gioco. Mancano 18 alla fine. Dietro porta Gioele Lazzari, va da Velasquez, ancora Velasquez che si apre per Mauro Fiazza. Fiazza mette dentro una pallina e arriva il 3-3, lo firma Gioele Lazzari, ha ribaltato tutto il Seregno e dunque una pallina messa in mezzo ed è Gioele Lazzari che firma il 3-3, parziale in 7 minuti e 10 secondi, 3-0 il Seregno, rimessa in partita e adesso davvero è rientrata con un altro piglio la formazione di Giaroni e lo si è visto anche con proprio un altro modo di interpretare l'azione offensiva e difensiva, con dei rientri anche più incisivi qua. Bravo Febo a scippare questa pallina a Masiero e dunque può andare di là la squadra di Giaroni. Ora Febo gli detta un passaggio Fiazza, poi Velasquez, attenzione Velasquez che deve andare nell'angolo, attaccato da Zambon, e poi lottano i due, Pippo Zambon sradica questa pallina dell'argentino, prova ad andare in ripartenza, attenzione perché Velasquez non si ferma, in campo aperto, Febo, palla fuori, a un soffio, dal 4-3 con Edoardo Febo, su una pallina sradicata da un Santiago Velasquez mai domo. Ora Fiassa, vado giù, adesso c'è un po' di confusione, c'è un campo aperto, no, perché arriva Vaghi direttamente dalla panchina, aveva dato il cambio a Santiago Velasquez e dunque Luca Vaghi in pista fuori l'argentino, che è stato più di un fattore in questo secondo tempo. Dunque il gol di Fiazza su rigore, la doppietta di Lazzari, qua Zanfi, la palla resta lì, Cecchetto deve andare a deviare, Tessarolo lo pressa, attenzione Tessarolo su Cecchetto, pressing altissimo di questo Seregno che ha iniziato veramente con un'altra energia. Ora ovviamente Fabio Masiero deve chiamare time out mentre è uscito Alberto Peripolli, perché aveva giocato davvero finora 32 minuti in pista ininterrottamente, un po' di fiato. Adesso c'è Masiero per Nicoletti con Zambone e Cecchetto in mezzo alla pista, Zambone attaccato da Febo, veramente colossale l'occasione di Febo. Colossale l'occasione di Febo che è lanciato in porta, non è riuscito a trovare il 4-3. Il time out adesso appunto di Fabio Masiero. Si riparte dunque
con questa palla a 2. Vaghi e scusate, Tessarolo, Fiazza, Velasquez e Vaghi, questi i 4 scelti da Giaroni in questo ultimo quarto d'ora. 3-3, Seregno che era sotto 0-3, che ha rimontato l'ennesima rimonta di questa stagione. Ora Tessarolo, una deviazione, e credo Fiazza abbia deviato, infatti ha chiesto scusa Fiazza perché la conclusione di Tessarolo era destinata verso il palo alla destra di Zanfi. Era una conclusione che probabilmente sarebbe potuta entrare in rete. Qua Nicoletti, poi Nicoletti esce molto bene Reggio, ed è il primo intervento dopo 10 minuti del secondo tempo di Leonardo Reggio per anticipare questa pallina. Ora Fiazza centrale e poi Zanfi, il rebound di Nicoletti glielo sradica dalla stecca Mauro Fiazza. Ancora Velasquez per Luca Vaghi, l'argentino. Velasquez va dal 2009 seregnese. Luca Vaghi scambia con Tessarolo, è un dai e vai no look. Vaghi recupera la pallina sulla deviazione di Masiero. Adesso il Seregno con questa deviazione sulla conclusione di Fiazza. Nicoletti che apre male per Masiero che deve rincorrere, scusate, per Benetti che deve rincorrere. È Benetti in possesso con la sfera di sfera, il tiro, la palla colpisce la schiena di Nicoletti, e proprio Vaghi che ora prova a ripartire. Ancora Vaghi centrale per Tessarolo. Rientra Gioele Lazzari che è protagonista con questa doppietta da autentico uomo d'area. Allora Lazzari mette in mezzo la pallina, Zanfi, e Vaghi da 20 centimetri non riesce a trovare la deviazione. Ancora Seregno vicino al gol. Adesso è Cecchetto attaccato da Tessarolo, poi c'è il fallo di Cecchetto, l'arbitro dice calma, e dunque Seregno che è in possesso con Luca Vaghi. Va da Velasquez che lascia lì Nicoletti, molto bravo invece a toccare la pallina, poi Velasquez scatta 4 metri dietro Benetti, lo recupera, poi c'è Cecchetto che si gira e perde il contatto visivo con la pallina. Il fallo fischiato a Lazzari, questo forse è il meno dei falli perché è andato un po' sulla pallina, quasi a sradicargliela da Cecchetto. Il 7° fallo di squadra fischiato contro il Seregno. Qui centrale Masiero con una parata di Lazzari, alza la gamba dalla sua pantaglia e va a togliere la pallina all'incrocio dei pali opposto. Elasticità di gambe pazzesca per un classico movimento di estrazione catalana per Leonardo Reggio. Il suo modo di parare concede veramente poco ai fotografi, ma è veramente molto efficace i suoi interventi. Ora Velasquez, ancora Velasquez, si chiude il quadrato difensivo del Roller Recoaro, anzi in questo momento è un rombo, e dunque difesa a zona che per la prima volta vedo in questa Serie A2. Qui l'incrocio di Velasquez, difesa a zona che serve ovviamente a far rifiatare la squadra vicentina. Rientra Alberto Peripolli, Velasquez, Tessarolo, la palla fuori di un niente, tira, recupera il rimbalzo e lascia lì una pallina senza senso per Velasquez che Nicoletti recupera gratuitamente. Ora proprio Peripolli a gestire i ritmi di questo Recoaro che è sembrata veramente una barca in mezzo all'onda per tutti i 14 minuti giocati finora nel secondo tempo. Fuori la conclusione e poi il rebound Reggio. Attenzione perché era davvero a un passo dal gol Benetti sulla ribattuta di Leonardo Reggio. Arriva raramente dalle parti della porta del Seregno, ma ultimamente ci è arrivato 2 volte consecutive il Roller Recoaro. Vaghi, tante finte, poi scaricare lontano serve a nulla, non crea superiorità, non superi l'uomo e quindi si adatta la difesa del Roller che adesso è tornata uomo.
E dunque Roller Recuaro che prova zona uomo, e è una cosa che io trovo molto intelligente. Intanto la conclusione di Velasquez, la tocca con la punta del guanto Marco Zanfi, poi Tessarolo va giù, secondo me l'ha toccato con la punta del guanto, però non è di questo idea Righetti. Scadono i 45, 10 e 59, 3-3. Per i polli per Masiero, per i polli ancora, Lazzari resta sul blocco di Masiero, per i polli davanti a sé Tessarolo che deve contenere questa palla, passa in mezzo alle gambe di Davide Benetti, Reggio se la trova addosso, altra situazione pericolosa per il Roller Recuaro che adesso è tornato dopo tanti minuti. Qui l'anticipo di Febo che però lascia lì Benetti, la palla deviata da Reggio e poi Vaghi, Zanfi. E poi attenzione perché per i polli resta agganciato al proprio portiere. Vaghi al suo primo tiro in porta, davvero quasi mai pericoloso qui, avete visto, con la pantaglia, con i gambali a chiudere, e poi qui Febo che colpisce la stecca di Mirko Masiero. Punizione corretta, 8 falli contro il Seregno, 5 contro il Recuaro. Mentre va un attimo di sosta Leonardo Reggio. Noi non abbiamo ovviamente risultati dalla A2 perché domani si giocherà, ricordo, alle 18 Valdaio Montecchio Sandrigo tiene con Reggio Trissino, in A1 Sarzana Lodi 1-1 Viareggio Forte 0-0. È iniziata alle 21 Viareggio Forte, derby toscano. Ora una mano per i polli, lo aggancia Vaghi, commette un'ingenuità colossale perché è il nono fallo contro il Seregno, la batte male Mirko Masiero e quindi vicino adesso al 10° fallo il Seregno, che è una cosa particolare perché fondamentalmente Roller Recuaro raramente ha attaccato con intensità la gabbia di Reggio. 9 falli, ingenuità, e qui Vaghi dopo aver fatto il nono fallo lascia lì anche una pallina per i polli. Adesso prova Benetti che mette in mezzo questa sfera sulla corrente Masiero, la recupera Febo per un attimo, poi ritorna in possesso, si va da Tessarolo, Vaghi crea una linea di passaggio, poi non c'è nessuno che taglia sul secondo palo, arriva troppo lento Lazzari, quindi si deve ripartire ancora da Edoardo Febo. Giostra a ridosso della metà pista, va da Luca Vaghi. E poi qua Gioele Lazzari, sale Tessarolo, blocco, classica azione di ingresso laterale, ma è molto bravo su di lui Benetti a tenerlo. Ancora Luca Vaghi e Davide Benetti su Lazzari adesso. Vaghi per Tessarolo e poi Zanfi che lancia Benetti, Lazzari recupera, predica calma ai suoi, poi va da Edoardo Febo adesso. 8:40, 3-3 al Palazzo Maschini. Febo rinuncia a mettere in mezzo una pallina perché Tessarolo stava uscendo dall'area e non c'era l'ingresso di nessuno. Conclusione di Lazzari sui parastinchi avversari, non so perché, credo che a breve entreranno Velasquez e Fiazza. Ora dentro questa gran palla di Tessarolo per Davide Benetti, palla di Tessarolo, scusate, di Peripolli per Benetti. Alberto Peripolli davvero una classe infinita, la sua ha dato davvero una palla col contagiri in un taglio in diagonale verso la porta, e Benetti probabilmente è stato anche contrastato con la stecca dal difensore, aiutandosi un po' col mestiere. Adesso Seregno sembra aver esaurito la propria verve, va Lazzari in mezzo a due, Lazzari non riesce a servire Febo, si chiusa la difesa vicentina.
Lazzari dentro questa pallina, c'è del traffico, Zanfi riesce a salvarsi il velo di Tessarolo. Ora Benetti e poi Lazzari che interviene pulito su Davide Benetti. 7:25 alla fine, sempre 3-3. Febo e poi non c'è Tessarolo sul secondo palo e poi bravo Tessarolo a anticipare proprio il numero 5 del Recoaro. Possesso sempre del Seregno con Tessarolo per Febo e poi Lazzari. Sale Vaghi, ancora Lazzari, va da Tessarolo, ancora Febo e poi Gioele Lazzari, laterale di sinistra, blocco alto di Vaghi. Lazzari, mancano 6 secondi alla scadere i 45, arriva al tiro Velasquez, alla fine il Seregno che gioca tanto là davanti, poi però per andare a tirare deve tornare indietro di 20 metri, occhio a Peripolli e poi dalla sua stecca l'occasione forse più importante di questo Recoaro. Reggio si fa trovare pronto, ma Recoaro che ha fatto passare l'ondata di piena e adesso piano piano si trova a impensierire Reggio. Qui Nicoletti, fallo su Tessarolo, Righetti fischia, 6:21, sesto fallo credo contro il Recoaro e 9 contro il Seregno che ha la spada di Dacomocle del 10° fallo lì. Con Febo, Piazza e Tessarolo adesso va a ricevere, prova a mettere dentro una pallina, molto bravo Masiero e poi Benetti, prova ad andare di là, Benetti lo attacca Febo, Tessarolo prova a rifinire il raddoppio, bravo Febo a uscire con questa pallina, ma Peripolli lo anticipa, c'è Febo che deve uscire da questa situazione, gli dà subito la linea di passaggio Tessarolo, Piazza in mezzo, Tessarolo scende e i pattini di Masiero, può andare di là per un 3 contro 3, attenzione ancora Masiero dentro, interviene Benetti, recupera Peripolli, 5:30 alla fine, Nicoletti per Masiero, ancora dentro Peripolli, poi si scontra Davide Benetti che arriva un po' sbilanciato nel contrasto col difensore, Lazzari! Zanfi va a prendere questa palla che gli rimbalza davanti al guantone sulla sua destra e dunque gran parata di Marco Zanfi. Questa conclusione invece è un po' sbilanciata, vediamo un Peripolli e Piazza. Peripolli arriva prima leggendo la traiettoria della pallina, ancora Alberto Peripolli, davvero 39 anni e non sentirli, 40 ad agosto per Alberto Peripolli, il 21 agosto, occhio a Febo, scende la conclusione, la deviazione, Febo, Piazza, Zanfi toglie il gol del 4-3 dalla porta, Febo commette il fallo e attenzione, Piazza ha avuto la pallina del 4-3, ma adesso la pallina del 4-3 ce l'ha il Roller Recoaro a 4:37 dalla fine, con il tiro diretto per il 10° fallo commesso ingenuamente, molto ingenuamente da Edoardo Febo. Guardate Piazza alzare questa pallina, invece l'ha tenuta bassa e dunque si andrà di là. Io non so chi è il tiratore, non so se tirerà Pippo da Zambon, no, non li ha mai tirati, di solito potrebbe essere Greco, credo il tiratore, ci andrà Peripolli, 1/2, ha segnato quello contro il Montecchio nell'unica vittoria stagionale contro il Montecchio
Veniva fatto una doppietta, no scusate, in Coppa Italia l'ha segnato, 2 su 2 in Coppa Italia e 0 su 3 in campionato invece, quindi 1 su 5 dai 7,40 e invece 2 su 2 ai rigori tra campionato e Coppa e le 15 partite giocate finora. E va, vediamo un po', sì, per i polli, esatto, ok, non avevo alcun dubbio, il dubbio tra lui e Pippo Zambon che li sa sicuramente tirare. Dunque, 4,37 dalla fine, colossale occasione per il roller Recoaro di trovarsi davanti. Recoaro che ha saputo sfruttare tutte le occasioni del primo tempo e portarsi solo 0-3. Poi ha incassato veramente l'ondata di piena di un Seregno indemoniato che ha trovato il 3-3 e poi il Seregno ovviamente ha abbassato l'intensità offensiva, era inevitabile, ha trovato 3-4 buone occasioni e adesso il 10° fallo con, vediamo, Peripoli contro Reggio, l'alza, va Reggio che respinge la conclusione di Alberto Peripoli che quindi in campionato continua a mantenere lo 0% dai 7,40, 0 su 4 finora. Bravo Leonardo Reggio a parare il tiro, un po' troppo lento forse per i polli qui in questa situazione, ma Reggio non è facile da affrontare perché non lascia un punto di riferimento ed è molto, molto reattivo. Qua esce molto bene da dietro porta Febo che poi è bravo anche ad andare a tirare. Qua Pippo Zambon affronta Fiazza, poi taglia la pista per Masiero ma perde palla subito il Recoaro. 3,50, Fiazza scende, carica, tira a lato e poi Febo non riesce a tirare perché c'è Zambon e Seregno di sicuro nel secondo tempo ce l'ha messa la voglia. Una deviazione, poi va Lazzari a recuperare, passa davanti a Peripoli, la palla resta lì, salta anche sulla stecca di Febo. E ora Santiago Velasquez, va Velasquez da destra, Santiago alza, Zanfi e si sposta col guanto, riesce all'ultimo a recuperarla. Occhio a Masiero, arriva Velasquez, è davvero indemoniato su quella pallina. Poi c'è una palla che torna indietro, andiamo per i polli, si riesce a gestire entro i 5 secondi, non ce la fa e dunque a 3,14 possesso gratuito per questo Seregno che prova a mettere la testa avanti dopo aver inseguito finora, mancano 3 alla fine, ha preso il 4, quindi inseguito per 40 e rotti minuti. Punizione dal vertice offensivo, Febo e Velasquez, Lazzari e Fiazza, quelli scelti da Giaroni per questi ultimi 3 minuti, presumibilmente si andrà fino alla fine con questi quintetti. Ora Velasquez va fuori proprio da Fiazza, Fiazza carica, tira e gol! Il gol di Velasquez! La conclusione di Mauro Fiazza e la rete di Santiago Velasquez a 3-0-3, completa la rimonta il club della presidentessa Raimondi e raggiante esulta. Una squadra di cui mai fidatevi. Questo Seregno ha iniziato la stagione rimontando dall'1-6 con il Montebello e poi ha ribaltato dall'1-4 al 5-4 a Correggio contro una delle 2 migliori squadre del campionato. Qua attenzione il Cecchetto, incredibile quello che ha fatto il Seregno questa sera. E ora attenzione a Peripoli per Zambon, però occhio perché Recoaro ha fatto vedere che basta. Attenzione Peripoli con Velasquez addosso, la classe di Alberto Peripoli, tutta la classe di Peripoli col guantone sinistro. Reggio farà una gran parata, occhio a Pippo Zambon, eccolo qua, ancora Leonardo Reggio, adesso di rabbia il Recoaro prova, attenzione Peripoli va a tuffarsi sulla pallina, si immola Velasquez, la recupera Gioele Lazzari, 2-10 alla fine, si è ribaltata la partita, l'aveva portata in vantaggio. Attenzione qua Fiazza per chiuderla e poi Zanfi dice no, Zanfi, poi Peripoli, Zanfi, fallo di squadra a Febo. E dunque incredibile, Santiago Velasquez, gol numero 11 in campionato. Lui è un difensore assegnato in tutti i modi, dati una pallina spizzata, un ribattino, botte all'incrocio,
il DNA è quello del Mono Velasquez e non si può stare lontani da una famiglia che ha i geni dell'hockey come quelle del Mono e di Pancito, due tra i più forti giocatori che la grandissima scuola argentina abbia mai prodotto. Questo è Santiago al primo anno qui in Italia, partito piano piano, un po' di ambientamento. Adesso il fratello del Kaku, perché c'è suo fratello qui a vederlo, ovviamente in compagnia di un altro argentino mancato che è Pesavento. Occhio intanto Pippo Zambon, 1,55 alla fine, sale Zambone, poi recupera molto bene per chiudere adesso Santiago Velasquez, testa a testa, Velasquez! E la parata di Zanfi clamorosa con il guanto, aveva fatto tutto Santiago Velasquez. Marco Zanfi sdraiato dopo essere stato sbilanciato con la mano alla sinistra, va a togliere un gol già fatto. La parata della serata è questa perché consente a 89 secondi dalla fine di tenere a galla ancora le speranze del Roller Recoaro. Se dovesse farsela recuperare questa partita, ricordatevi di questo intervento, che tra l'altro non è il primo, perché ha sbagliato un gol analogo a inizio partita subito dopo 2 minuti. Occhio questa toccata, palla alta, punizione per il Seregno, 1,22 alla fine per il cronometro, scorre via velocissimo per il CNC Service Recoaro, e invece sembra veramente incatramato per il Seregno. Gioele Lazzari, palla dietro, stecca dietro la schiena, adesso prova a giocare per i 4 cantoni, c'è Giaroni che dice a Lazzari di andare nell'angolo, ora Lazzari che va da Tessarolo, fa girare la sfera e poi Fiazza va in angolo. Lazzari dice ok, Lazzari avrebbe dovuto cambiare angolo perché da quella parte c'era Tessarolo. Zambon, vediamo se non esce Marco Zanfi. Sì, esce Marco Zanfi e entra Yuri Nicoletti. Power play lunghissimo, attenzione perché non può andare fino in fondo, mancano 32 secondi alla fine dell'azione offensiva del Roller Recoaro, ma 41 per la partita. Occhio perché Fiazza recupera la pallina, c'è empty net, la porta vuota, recupera Velasquez, va lungo, c'è Lazzari su Pippo Zambon, 30 secondi alla fine. Zambon deve innanzitutto uscire dalla propria area e ce la fa adesso entro i 5 secondi prestabiliti con Yuri Nicoletti, lo chiude però Fiazza, la porta è vuota, Lazzari fuori, Lazzari a porta vuota in empty net, prova a tirare Fiazza, manca ancora secondi, Zambon si gira e dice ok, 10 secondi, posso andare di là, ruba Santiago Velasquez, Zambon la può tenere, mancano 5 secondi, fa Zambon, un 5 contro 3, attenzione, la conclusione, Reggio, Leonardo Reggio chiude questa partita. Questo Seregno è una squadra pazzesca. Sotto 3-0, gioca un secondo tempo incredibile ed ora supera il Trissino e si piazza in terza posizione a un punto da Correggettiene, una squadra che ha giocato un giro di ritorno con una sconfitta dopo aver perso 7 partite in Coppa Italia. Ancora Leonardo Reggio, ridono perché guardate l'inquadratura di Mauro Tettamanzi, i sorrisi, ma sono una squadra davvero ragazzi del 2005, 2004, 2009. Un applauso a Roller Recoaro perché senza due grandi giocatori come Davide Piroli e Alberto Greco hanno giocato una partita giusta, subendo quando hanno dovuto subire e trovando nelle transizioni, nelle ripartenze del 3-0 del primo tempo. Hanno incassato con rigore sfortunato su Velasquez subito dopo 30 secondi, era quello che il Seregno voleva e che il Recoaro ovviamente sperava non accadesse, dal 3-1 poi il 3-3 con la doppietta di Lazzari. Il Seregno ha attaccato a testa bassa, il Recoaro ha avuto delle palline importanti negli ultimi minuti perché ha saputo attendere il proprio posto e invece il Seregno ha trovato il gol del 4-3 con Santiago Velasquez, quindi gira il girone d'andata a una quota record il Seregno con 16 punti. Che nessuno addetto ai lavori, e io mi ci metto in testa, avrebbe mai pensato di poter girare a quota 16 un girone d'andata dopo
quello che è accaduto nella Coppa Italia, dove il Seregno aveva pareggiato la prima, ve lo ricordo, da 6-1 da 1-6 a 6-6. Dopodiché il Seregno se l'è giocata le altre partite, alcune davvero perdendo tipo a Triscelo 1-0 all'ultimo minuto, però solo lavorando in funzione del campionato, e questo è successo. È successo anche che il Seregno ha ceduto in estate due giocatori importanti come tre, anzi Enea Pasquale e Matticirino, ma soprattutto Dimone, che è un portiere da Serie A1, e quindi si è trovata con Reggio titolare e Uboldi a far da concorrente. Reggio, come tutti i ragazzi all'esordio, è partito piano piano, poi ha trovato una dimensione di cui ancora non conosciamo i limiti, perché alla sua nona partita di campionato più 8, quindi siamo a quota 17, e neanche perché Uboldi ha giocato tanti minuti, quindi Seregno costruendosi in casa i giocatori in Brianza è una cosa che non accade veramente da secoli. Forse l'ultimo giocatore veramente forte uscito da questa scuola è Luca Marchini. Riesce a stare in alto. I playoff, ricordiamo, a fine stagione, a fine campionato ci saranno i playoff, sono qualificate le prime 4. Da questi playoff però non tenete conto del Trissino, perché ovviamente è la seconda squadra, il farm team della formazione campione d'Italia, quindi non tenete conto del Trissino. In questo momento il Seregno a quota 16 avrebbe la bellezza di 5 punti di vantaggio sul Montecchio Precaltino. C'è tutto un girone di ritorno da giocare, l'obiettivo è ovviamente la salvezza, però l'appetito viene mangiando e mi sembra che i ragazzi di Luca Geroni siano abbastanza affamati. Io saluto tutti coloro che sono stati in ascolto, sì, c'è ancora anche Papà Zambon e tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Da Ricoaro, da Paolo Virdi è tutto, io vi ringrazio e ci risentiamo tra 2 settimane, quando ci sarà la sfida. Saluto anche Paolo Marandotti da Vercelli, se è ancora collegato, con tutto il cuore, quello sì. E poi tra 2 settimane, ora andrà a Valdagno il prossimo weekend, e poi il 14 in casa con il Correggio. Beh, sfida di vertice, davvero incredibile questo Seregno. Da Paolo Virdi a tutti, un ciao, a presto.